anni senza più la radica, il punto cantuca mi guarisce e mi consola. L'uomo ricco di astuzie, raccontami, o musa, che a lungo errò dopo che ebbe distrutto la rocca sacra di Troia. Di molti uomini le città vide e conobbe la mente, molti dolori patì in cuore sul mare, lottando per la sua vita e per il ritorno dei suoi. Inizia così uno dei più importanti poemi dell'antichità, che narra le vicende di un uomo che più di chiunque altro diviene simbolo ed emblema del viaggio. Odisseo, l'eroe ricco d'astuzie, solca il mare, raccontando la propria storia e facendosi più o meno consapevole portavoce del racconto dei popoli che incontra. Patisce i dolori, sfida il fato e gli dei. Solca il mare spinto dalla necessità e il suo racconto diviene mezzo per l'incontro con l'altro. Abbiamo cercato di capire allora, se fosse possibile seguendolo, interrogarci sulla complessa dinamica che da sempre caratterizza il rapporto tra i diversi gruppi umani. Quello che faremo sarà dunque un affascinante viaggio alla scoperta dell'uomo e del suo ininterrotto viaggio lungo le acque del Mediterraneo. Saliremo a bordo di un'imbarcazione, vivremo con il suo equipaggio e lo seguiremo tra le onde in tempesta a sconfiggere mostri terribili ad affrontare guerre, ma scopriremo anche come su quel mare abbiano viaggiato idee, lingue, culture, invenzioni. Conosceremo uomini e donne di ieri e di oggi, alcuni reali e altri inventati dalla penna del narratore. Cercheremo di immaginare l'arrivo di popolazioni lontane e ci interrogheremo su quali effetti abbiano prodotto sulle genti stanziate su queste coste. Ma ragioneremo anche sul nostro presente, su chi siano i moderni Ulisse alle prese con le proprie quotidiane Odissee. Ci chiederemo ancora cosa possano insegnarci gli antichi, quali messaggi siano indispensabili per interpretare la nostra attualità. Insomma, cercheremo di portarvi con noi in un viaggio sentimentale per il nostro Mediterraneo. Iniziamo. Iniziamo il viaggio lungo le rotte del nostro Mar Mediterraneo con la prima tappa. Iniziamo proprio da Odisseo, il protagonista, l'uomo che più di chiunque altro per noi incarna i valori dell'animo umano, quali l'audacia, l'astuzia, il coraggio, la volontà e la necessità di varcare limiti e confini conosciuti e la necessità di farsi capire e di capire gli altri. Odisseo in questo senso rappresenta l'uomo, diciamo l'emblema, che ci potrà permettere di portare questo viaggio dall'antichità, quindi dal mito passato, alla nostra realtà contemporanea. Ma chi è Odisseo? Perché questa figura, pur nella sua antichità, così continua a permeare così tanto il nostro presente, la nostra cultura moderna? Che cosa ha ancora da dirci questa figura? Che cosa ha da dirci Odisseo? Andiamo a scoprirlo insieme a Matteo Nucci. Ci sono secondo me due tipi umani diversi che hanno attraversato i secoli. Uno è Ulisse, diciamo, e l'altro è Odisseo, quello che noi chiamiamo Odisseo per rifarci più al greco, anche se è un'invenzione nostra, perché la traduzione latina del greco è Ulisse, quindi noi dovremmo chiamarlo Ulisse. Mm-hmm. Ma poiché noi siamo molto abituati all'Ulisse di Dante, diciamo nel Novecento, soprattutto in Italia, ci siamo abituati a chiamarlo Odisseo, l'eroe
omerico per distinguerlo dall'eroe dantesco. Dante non conosceva Omero, Dante non leggeva Omero, quindi Dante ha creato un eroe che con l'eroe omerico ha poco a che fare. Dante ha creato l'eroe della conoscenza, l'uomo che vuole sempre andare oltre i propri limiti, l'uomo che vuole viaggiare, l'uomo della curiosità. Ora, questo eroe in Omero è assente. L'Odisseo, appunto, omerico è un uomo che è più caratterizzato dalla sopportazione, dall'accortezza, dalla prudenza, dall'astuzia, da questa intelligenza fluida, capace di adeguarsi alle situazioni, alle contingenze, la capacità di ingannare, di guardare oltre. Però non è l'uomo della curiosità, in realtà la curiosità lo muove sostanzialmente in una sola occasione, quella del Ciclope, quando lui stesso racconta in questi mirabolanti racconti che fa la corte dei Feaci, che peraltro noi non riusciamo mai a capire quanto in essi ci sia di vero e di falso, perché Odisseo è un famosissimo imbroglione, uno capace appunto di mescolare vero e falso. Ecco, in quei racconti lì, quando parla di Polifemo, dell'isola dei Ciclopi, racconta di sé come animato dalla curiosità di capire chi siano questi uomini che vivono in maniera così selvaggia, che non rispettano le regole dell'ospitalità. L'ospitalità che voleva la xenia, che guardava allo straniero, lo xenos, come un ospite. Quindi, insomma, diciamo, un po' se fosse capitato ai tempi nostri sarebbe stato molto curioso, no? Diciamo, di vedere come venivano trattati certi, diciamo così, viandanti, o meglio dire migranti, oggi li chiamiamo così, ma insomma sempre viandanti sono. Ecco, sarebbe stato molto curioso di capire chi sono questi uomini così selvaggi che non rispettano le leggi dell'ospitalità. E quello è l'unico momento in cui Odisseo è veramente curioso, se no Odisseo, tutti i luoghi, gli uomini, le donne che incontra, ci capita per necessità, perché Poseidone si oppone a lui, i venti lo spingono al naufragio, insomma è la natura che il caso, le contingenze e le asperità così della natura che gli si oppongono a allungare il suo viaggio, a portarlo di qui e di là. Non è il grande viaggiatore. Odisseo, se fosse per lui, non sarebbe neanche mai partito. Odisseo non voleva partire per la guerra di Troia, voleva starsene a casa con Penelope, e i genitori e il figlio appena nato. Quindi, diciamo, ci sono due eroi. Noi credo che la nostra epoca, sicuramente la nostra epoca, il Novecento, in gran parte è stata... Sono tempi che sono stati così molto influenzati dall'idea dell'Ulisse dantesco, dell'eroe della conoscenza, della curiosità, di questo sogno del viaggiare, no? Forse nel nostro tempo ci torna invece più utile pensare all'eroe omerico, all'eroe che sopporta, che aspetta, che è paziente. In questi tempi c'è bisogno di aspettare, di pazienza, di guardare oltre, di avere lo sguardo rivolto altrove, non sul momento presente, ma anche sul momento futuro. Ecco, insomma, un eroe un po' diverso, che è più l'eroe dell'intelligenza astuta, ecco, piuttosto che l'eroe della conoscenza, del progresso. Ora saltiamo verso nuovi orizzonti. Fin dai tempi più antichi l'uomo ha sempre avuto la necessità di spostarsi lungo le rive del Mediterraneo, spinto dalla necessità di scoprire nuove terre, nuovi popoli, di scoprire nuovi orizzonti, attraverso l'utilizzo di imbarcazioni che fossero in grado di raggiungere le rive più lontane del Mediterraneo.
Abbiamo provato ad immaginarci come fosse la vita a bordo di una di queste imbarcazioni, ma chi erano questi uomini, com'era organizzata la loro vita, che lingua utilizzavano per comunicare. A tal proposito ne abbiamo parlato con Stefano Medas. Di uno dei temi, diciamo, forse un po' più sfuggenti per quanto riguarda la documentazione di cui disponiamo, però anche molto interessanti, perché insomma la vita di bordo apparteneva quindi alla quotidianità della gente. Le fonti che abbiamo sono sostanzialmente di carattere letterario, ovviamente. Abbiamo racconti molto interessanti che vengono dal romanzo greco, ma vengono da alcune lettere, per esempio penso a Sinesio, questa straordinaria avventura di viaggio raccontata da Sinesio, ma penso anche a un documento straordinario che è rappresentato dagli Atti degli Apostoli, cioè il viaggio di San Paolo da Cesarea a Roma è una delle rappresentazioni più nitide e più veritiere di quello che avveniva a bordo di una nave e soprattutto di come si viaggiava. Dobbiamo però distinguere sostanzialmente due contesti molto diversi. Uno è quello legato alla marina da trasporto, alla marineria mercantile, ovvero sia ai viaggi sulle navi onerarie. L'altro invece è rappresentato dalle navi da guerra, anzi più precisamente dalle unità di linea, cioè dalle navi da combattimento. Oltre alle fonti letterarie noi disponiamo chiaramente anche di fonti archeologiche, perché nei relitti, e qui parliamo solo ovviamente di relitti di navi da carico, perché come sapete i relitti di navi da guerra, anzi di navi da combattimento, non si sono conservati, salvo i rostri o comunque elementi particolari. Ecco, noi anche dalla documentazione archeologica riusciamo ad evincere parecchie cose, perché ci sono reperti che sono collocati anche in determinate zone dello scafo, ma sono reperti soprattutto che hanno delle caratteristiche particolari rispetto al carico, cioè si evince chiaramente che si tratta di oggetti di uso comune. E questi ci aiutano appunto a definire anche quale fosse la vita di bordo. Un po' più difficile è invece definire quale fosse la nazionalità, per esempio, dell'equipaggio. Questo può essere in qualche modo ricavato dalla tipologia degli oggetti che possono essere diciamo legati a un contesto culturale o a un altro, ma sostanzialmente rimane comunque molto difficile perché, come sapete, gli equipaggi erano spesso eterogenei, erano spesso composti da persone di varia provenienza e un po' come succede poi anche nella marina mercantile moderna, no? Dove abbiamo magari una nave che batte bandiera panamense ma che ha un equipaggio fatto da filippini o da cinesi, ecco, una cosa del genere. Quindi questo in qualche modo si riflette. Le fonti qualche volta ci dicono qualcosa, ma in realtà è un argomento su cui sappiamo ben poco. Ora, a bordo delle navi diciamo da carico, delle navi onerarie cosiddette, la vita era quella, diciamo, dei marinai stessi. I passeggeri fondamentalmente che prendevano parte a questi viaggi erano degli aggiunti. Perché? Perché nell'antichità non esisteva un trasporto dedicato ai passeggeri, cioè non esistevano vere e proprie navi passeggeri. Chi doveva affrontare un viaggio per mare si imbarcava su un'oneraria, su una nave da carico che aveva la destinazione che lui richiedeva, oppure la più vicina possibile a quella che veniva richiesta. Quindi spesso e volentieri si doveva cambiare nave. Un esempio classico è rappresentato proprio dal racconto del viaggio di San Paolo negli Atti degli Apostoli, dove il viaggio inizia con una nave, poi si fa un cambio di nave a Mira, in Asia Minore, e si passa su un'altra nave, poi ci sarà un naufragio, insomma un'avventura abbastanza complessa. Però questo è un fatto importante, cioè la costituzione effettivamente di unità di linea avviene, di unità per il trasporto dei passeggeri, con rotte definite, quindi avviene molto tardi. Siamo nel XIX secolo, sostanzialmente inizia con i trasporti postali, che poi si trasformano anche in trasporti passeggeri. Bene. E la vita di bordo aveva delle caratteristiche un po' tutte sue, tra cui anche molte credenze popolari che venivano messe in atto, perché per esempio c'era l'idea che quando si navigava, per tutto il periodo in cui si era a bordo, non bisognasse avere per esempio rapporti sessuali, non bisognava tagliarsi nei capelli nelle unghie. Insomma, c'erano tutta una serie di credenze che
in qualche modo erano legate anche alla difficoltà. Pensiamo che a bordo dell'oneraria su cui viaggiava San Paolo, per esempio, c'erano più di 260 passeggeri, che per un'oneraria romana erano un numero importante. Quindi immaginiamo anche quali fossero le condizioni igieniche, che spesso e volentieri erano molto precarie. L'unica cosa che l'equipaggio, cioè l'armatore, garantiva era l'acqua dolce, la riserva di acqua dolce, e che veniva rinnovata per esempio durante le soste, quindi si faceva acquata. Per il resto i passeggeri dovevano arrangiarsi, portarsi a bordo le vettovaglie, oppure quando facevano scalo andare nel mercato più vicino e approvvigionarsi. La vita di bordo sulle onerarie era però completamente diversa da quella che per esempio si svolgeva a bordo delle unità da guerra, e anzi, a essere più precisi, a bordo delle unità di linea. Le unità di linea sono le navi da combattimento. Perché? Perché una nave da guerra, come è facile immaginare, una nave a remi, pensiamo a una triera, a una pentera, a navi molto grandi con un numero di uomini imbarcati altissimo e spazi molto ridotti. Lì la vita di bordo era condizionata proprio dallo spazio, dai fattori igienici e così via. Immaginate che una trireme classica aveva, una trireme di IV secolo, aveva a bordo solo tra i rematori 170 uomini, a cui andavano aggiunti poi gli ufficiali, i marinai, i combattenti se erano presenti. Questo faceva sì che si trattasse di un incastro umano sostanzialmente molto fitto, che necessitava di un apparato logistico imponente, perché queste persone poi dovevano mangiare, dovevano bere, avevano le loro necessità fisiologiche e probabilmente anche dormire in alcuni casi. Il Leviatano, la balena, Scilla, Cariddi, da quando l'uomo ha iniziato a navigare ha tentato di visualizzare attraverso la creazione di figure mostruose il senso dell'ignoto, le sue ansie, la sua paura e le dinamiche spesso complesse che caratterizzano il rapporto che lega l'uomo al mare. Ci siamo allora chiesti come nascano e che cosa rappresentino i vari mostri marini che di volta in volta l'uomo ha immaginato lungo le sue rotte, oppure a guardia di limiti e orizzonti, oppure ancora che hanno accompagnato i suoi spostamenti e le sue odissee sul Mediterraneo. Ci siamo anche chiesti se sia possibile ricostruire una mappa delle interazioni di popoli diversi, proprio a partire dallo studio di queste creature simbolo che hanno sempre accompagnato le noti dell'uomo sul Mediterraneo. Ne abbiamo parlato con Anna Angelini. Il fatto che ci siano dei miti, diciamo, un po' fondanti di queste comunità che chiamano in causa questi mostri acquatici è legato a una concezione del mondo, a una concezione proprio geografica. Per esempio nel caso della Grecia e del vicino Oriente antico, secondo cui il mondo è una massa circondata dalle acque sferiche o emisferiche, spesso peraltro acque di fiume e non acque di mare. Quindi il mondo è circondato da un fiume, la terra è circondata da un fiume e spesso, ecco, questo è un tratto condiviso da diverse culture dell'area mediterranea. E poi c'è il fatto che le creature marine o acquatiche, sarebbe meglio dire, sono associate a un racconto eroico in cui l'eroe o la divinità deve superare una prova per conquistare o dimostrare o definire il suo status di eroe o di divinità, e la prova è appunto la lotta contro il mostro. Quindi c'è un aspetto mitico molto forte e comune a queste civiltà. C'è poi anche un aspetto naturalmente molto pragmatico, soprattutto evidente in Grecia, nel senso che le credenze sui mostri marini tendono a svilupparsi in quelle civiltà che hanno una grande familiarità con la navigazione e con i viaggi per mare. E è significativo da questo punto di vista che il greco antico, per indicare, per chiamare proprio
il mostro marino usi la stessa parola che si usa per indicare i cetacei o semplicemente pesci particolarmente grandi o particolarmente pericolosi, ma anche creature mitologiche. E naturalmente i greci erano anche consapevoli dei rischi della navigazione. La morte in mare era senz'altro la morte più temuta perché comportava la dispersione del cadavere e quindi l'assenza di un rito funerario e quindi la difficoltà di un accesso, come dire, fatto in modo regolato e corretto all'aldilà e di conseguenza tutta una serie di problemi per i vivi se il morto non è seppellito correttamente. E non è neanche un caso che i luoghi più infestati da mostri marini nel Mediterraneo siano gli stretti alla fine, quindi conosciamo bene noi come dire, tutti i mostri che infestano lo stretto di Messina, Scilla e Cariddi, però ce ne sono storie anche per lo stretto di Gibilterra, per esempio, per il Bosforo. Quindi gli stretti del Mediterraneo sono tradizionalmente e miticamente regioni occupate da mostri marini perché sono punti anche in cui la navigazione è concretamente più difficile a causa dello scambio delle correnti. Questo è tramandato da molte fonti antiche, anche diciamo geografiche e etnografiche. Un esempio è quello dell'iconografia, dove diciamo la rappresentazione della lotta dell'eroe contro il mostro marino ha molta fortuna, perché ha un potenziale scenografico molto forte, ma anche perché ha un potenziale simbolico molto forte, infatti la troviamo non di rado in contesti funerari, quindi su vasi che contenevano le ceneri del morto, per esempio. E qui, seguendo diciamo, i movimenti dei repertori iconografici, possiamo ricostruire anche qualche interazione culturale. Un caso molto chiaro, dal mio punto di vista, è che su la ceramica attica, diciamo, di età più arcaica, il motivo della lotta contro il mostro marino segue un modello iconografico che è sostanzialmente identico a quello che si ritrova sui sigilli mesopotamici, anche che rimontano al secondo millennio. Diciamo, l'influenza è veramente molto evidente. Oppure un altro esempio è che le varianti iconografiche possono a volte testimoniare di una versione del mito che è sconosciuta completamente alle fonti letterarie e che anche qui si ritrova magari su aree geografiche in cui non ce lo si aspetterebbe necessariamente. Per esempio c'è una versione molto bella del mito di Perseo e di Eracle che lottano contro il mostro marino, in cui l'eroe entra nella gola del mostro armato o gli tira la lingua o insomma si prepara a entrare nella bocca del mostro per sconfiggerlo. E questa è diciamo quasi del tutto sconosciuta alla letteratura, ma si ritrova sia in area corinzia che in area etrusca, nelle necropoli etrusche, quindi studiare i movimenti di questi motivi aiuta, diciamo, anche a studiare determinate direzioni dei contatti. Un altro esempio, invece, questo è proprio letterario, che mette in contatto la civiltà greca con quella ebraica, che è, diciamo, un punto di contatto più difficile da identificare così dal punto di vista storico, è il fatto che sembrano condividere a un certo punto queste due civiltà delle storie di uomini inghiottiti, per cui il mito di Perseo che sconfigge, diciamo che uccide il mostro marino a cui Andromeda era destinata, a un certo punto nelle fonti non è più ambientato in Etiopia, dove era originariamente perché Andromeda era figlia della regina di Etiopia, ma è ambientato a Jaffa, cioè a Tel Aviv, sulla costa palestinese, esattamente nel punto in cui il profeta Giona si imbarca sulla sua famosa nave diretta a Tarsis, che poi appunto sarà colpita da una tempesta e lui sarà gettato in mare e inghiottito forse dal più famoso pesce della storia. E quindi anche qui diciamo è difficile non pensare a una qualche forma di contatto, quindi effettivamente già nell'antichità, seguendo le storie
di mostri marini, alcuni contatti si possono mappare abbastanza bene. Se guardiamo anche qui un po' indietro, diciamo storicamente, se guardiamo per esempio le mappe e i mappamondi rinascimentali, vediamo che sicuramente l'interesse per i mostri marini e la fascinazione va ben oltre l'antichità, questo è sicuro, e d'altronde il fiorire delle leggende sui mostri marini in vari punti d'Europa in età moderna ne è una dimostrazione. Abbiamo queste carte nautiche per il Rinascimento che sono proprio mappate con tutta una serie di creature che occupano diversi punti dei mari, che servivano anche a fornire proprio dei punti di riferimento per i naviganti, indicando proprio i passaggi più pericolosi. Proseguiamo quindi il nostro viaggio lungo un'altra tappa. Questa volta proviamo a parlare di lingue. Come infatti l'immaginario visivo di chi va per mare è la stratificazione di incontri, di contatti tra popolazioni differenti, così lo sono anche le lingue. Le lingue che si parlano, le lingue che circolano, le lingue che si apprendono nell'area mediterranea ci raccontano proprio questo, ci raccontano di incontri, di scambi, di contatti tra popolazioni differenti. Se proviamo per un attimo a concentrarci su una di queste lingue, il greco, una lingua imprescindibile per la nostra cultura, che cosa possiamo ancora scoprire? Quali sono i segreti che la animano? Perché una lingua riesce ad imporsi così tanto rispetto ad altre? Proviamo ad ascoltare il racconto di Giorgio Ieranò. Beh, se parliamo della lingua greca, che peraltro è stata a lungo, per secoli, per millenni, la lingua franca del Mediterraneo, forse la lingua più parlata in tutti i porti, in tutti gli approdi. Sappiamo che i greci avevano aperto scali commerciali dal Mar Nero fino alla Spagna. Se parliamo della lingua greca, si può fare un lavoro di stratigrafia. E lo si può fare splendidamente, perché tra l'altro è una lingua le cui prime testimonianze risalgono alla metà del secondo millennio a.C. e che dall'altro corno viene parlata tuttora in Grecia. Per esempio, pensiamo, visto che parliamo di Mediterraneo, la stessa parola che designa il mare, perché i greci hanno tante parole per definire il mare, visto che lo frequentavano spesso, cioè thalassa. Ecco, thalassa è una parola non greca e noi non siamo riusciti a trovare una radice greca o indoeuropea per questa parola. E la spiegazione più probabile è che i greci, nel momento in cui arrivano in quella che poi è diventata la loro sede principale, cioè appunto la parte meridionale della penisola balcanica affacciata sul mare Egeo, trovano dei popoli che usano questa parola e che con questa parola chiamano quell'elemento il mare con cui i greci in origine probabilmente non avevano confidenza. Per cui inglobano nella loro lingua questa parola. Ma poi continuano, perché la storia della cultura greca è una storia di intenzioni. Fin dall'inizio loro sono proiettati in una dimensione, in una koiné, in una comunità mediterranea che li mette in contatto con i popoli più diversi, con gli egizi, iniziano a commerciare con l'Egitto già nel secondo millennio a.C., con le coste della Fenicia, della Palestina, più in là, anche oltre le sponde del Mediterraneo, con la Mesopotamia. E quindi anche la lingua testimonia questa dimensione transculturale, questo continua a arricchirsi. Noi parliamo di alfabeto, e alfabeto termine che ereditiamo dalla lingua greca, perché ovviamente la parola è composta dalle prime due lettere dell'alfabeto greco, alfa e beta. Però dietro alfa e beta ci sono Aleph e Bet, che erano le prime due lettere dell'alfabeto fenicio, perché i greci hanno importato questa straordinaria invenzione che è stata l'alfabeto dal vicino Oriente Antico e, a quanto dicevano loro, appunto in particolare dalla Fenicia. Quindi questa stessa parola alfabeto, che è cruciale come invenzione, come termine nella storia della cultura europea, in realtà è un'importazione da quel mondo fenicio orientale con cui i greci erano in contatto da tantissimo tempo.
ma è un gioco che si potrebbe continuare sostanzialmente all'infinito. In età più tarda, bizantina, medievale, sotto il dominio turco, la lingua greca continua ad arricchirsi di parole che ancora una volta vengono spesso comunicate e scambiate nei porti, nelle località di mare. Oggi in greco scala si dice scala e porta si dice porta, ed è un'acquisizione che arriva da quel lungo contatto con popolazioni prima latine, i romani, ma poi anche i veneziani che hanno dominato l'Egeo per lunghissimi secoli, che sono stati padroni di Creta per quasi 5 secoli, per cui oggi in Grecia una sedia si chiama carecla, che non è una parola antica, ma è la cadrega del veneziano. Quindi c'è tutta una serie di spie linguistiche che ci permettono di ricostruire appunto questa stratigrafia della lingua, che è anche una stratigrafia della storia della civiltà greca, che è appunto una storia di scambi, di interazioni, di acquisizioni successive. Pensiamo a quello che succede andando ancora più indietro rispetto al greco antico, a quello che succede per esempio con il sumero. Allora, intorno al 3000 a.C. i Sumeri sono una potenza, seppur una potenza, diciamo, non imperiale, perché sono tante piccole città-stati. Però a un certo punto questa potenza declina, si affermano altre popolazioni, si creano nuovi imperi, accadici, babilonesi, però il sumero resta come lingua di cultura, cioè quando a Babilonia un ragazzo deve imparare a fare lo scriba, deve imparare il sumero, perché in sumero sono già stati scritti tanti bellissimi alla divinità, ci sono già dei classici, potremmo dire, della letteratura. E quindi il sumero diventa una lingua di cultura di tutta quell'area medio orientale, anche se i sumeri non hanno più un'importanza politica. Ogni volta che un'imbarcazione prende il mare, staccandosi da una riva del Mediterraneo, si è trasformata in una sorta di ponte che ha permesso a uomini, merci, animali, idee, tecnologie di attraversare un confine e di giungere sulla riva opposta. Così di fatto cominciava la conoscenza di chi stava dall'altra parte del mare. Usi, costumi, modi di fare, lingua, prodotti di lusso, ma anche per uso quotidiano, tutto quanto l'uomo produceva, prima o poi attraversava il mare. Ecco, così è stato anche per una delle più incredibili invenzioni che l'ingegno umano abbia prodotto, la scrittura. Un'invenzione talmente importante da determinare un vero e proprio momento di passaggio tra ciò che c'era prima e ciò che ci sarebbe stato da lì in poi. Ma dove nasce la scrittura? Come si è giunti alla sua invenzione? A quali esigenze ha risposto? E qual è stato il suo impatto sulla realtà del tempo? Lo abbiamo chiesto a Silvia Ferrara. Non è solo un viaggio, ma è anche una scoperta. E il viaggio e l'avventura intorno alla nascita della scrittura sono fatti di passaggi che portano a progressive, preliminari e poi definitive scoperte. Quindi la scrittura è un percorso lunghissimo che ci porta indietro nel tempo, per chi pensa in una visione ampia fino al Neolitico, per altri si parla intorno al 3000 a.C., quindi sono circa 5.000 anni fa, ma è un percorso lungo ed è un percorso che fino a pochissimo tempo fa era stato visto come come dire, un incipit unico, una monogenesi, un'invenzione singola che aveva poi lanciato per diffusione in tutto il mondo vari esempi di imitazione, quindi di ricreazione della scrittura su una prima scintilla. Mentre in realtà adesso quest'idea della scintilla originale è legata a diversi punti
di inizio e di partenza. Quindi dall'idea monogenetica dell'invenzione della scrittura nella Mesopotamia, adesso negli ultimi 40 anni siamo riusciti a vedere 4 focolai, termine orrendo oggi parlare di focolaio, però è proprio questo, no? Una mozione dal basso verso l'alto, o per certi versi dall'alto verso il basso, perché sono sempre le elite che sono coinvolte nella creazione della scrittura. Vediamo 4 invenzioni originali diverse, quindi indipendenti, senza nessun tipo di influenza da culture che avevano già sviluppato la scrittura. Quindi si pensava alla nascita della scrittura in Mesopotamia intorno al 3000 a.C. come l'unico esempio di invenzione originale, mentre oggi vediamo che anche in Cina alla fine intorno al 1200 a.C. è stata inventata la scrittura, molto probabilmente da zero anche in quella regione. L'Egitto più o meno contemporaneo coevo rispetto alla Mesopotamia, quindi siamo intorno a 5000 anni fa, nel 3000 a.C. In Mesoamerica e appunto in Mesopotamia. In Mesoamerica molto più tardi, siamo al giro degli anni di Cristo. Dunque sono 4 incipit di scrittura completamente indipendenti, e tutto questo è stato scoperto proprio parlando di Odissea, no? Il mistero di quando è stata inventata la scrittura. Nei nostri libri di storia si scriveva solamente di questa invenzione in Mesopotamia, invece adesso dobbiamo rivedere e riscrivere questa idea di invenzione di scintilla creativa, il che ci fa pensare che ci deve essere qualcosa di, non dico biologico, ma sicuramente cognitivo, che fa sì che l'uomo arrivi a questa invenzione. Non è come la ruota, che è stata inventata una volta sola, no? Nella storia dell'uomo, e poi si è diffusa proprio, come dire, azione di raggio e di il cosiddetto ripple effect, no? Di onde a lunga gettata. L'invenzione della scrittura ha molto a che vedere con il nostro cervello, come noi ci relazioniamo e ci interfacciamo al mondo che ci circonda. Le icone che vanno a fare parte dei sistemi di scrittura primigeni, quelli inventati da zero, sono quasi tutte, poi c'è un livello di astrazione, ma sono quasi tutte riconoscibili, sono referenti fisici che noi abbiamo scelto per far parte del nostro repertorio grafico per comunicare qualcosa. E dunque tutto questo ha a che fare tantissimo con il nostro cervello. Noi pensiamo che la lingua sia un veicolo e uno strumento per trasmettere il linguaggio, ma c'è molto di più, c'è la nostra percezione visiva, c'è la nostra azione motoria quando scriviamo, e noi non ci rendiamo conto dell'impatto che tutto questo ha avuto. L'invenzione della scrittura è stata rivoluzionaria non solo perché ci permette di comunicare, ma perché coinvolge tutto: occhi, orecchi, lingua, mani, tutto. E l'ambiente intorno a noi, e quindi è stato un fondamentale lascito, non penso assolutamente intenzionale. Penso che ci sia qualcosa di molto, non dico casuale, ma di legato alla nostra evoluzione culturale, che ci ha portato a più di un'invenzione della scrittura nella storia degli esseri umani. Siamo giunti ora alla conclusione del nostro primo viaggio. Quando pensiamo agli uomini, agli eroi che hanno navigato lungo le rotte del Mediterraneo, pensiamo inevitabilmente ad un mondo tipicamente maschile. Lo stesso accade quando leggiamo i grandi poemi dell'antichità, l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide. Si pensa che la figura femminile in realtà sia secondaria a quella dell'eroe. Ma è davvero così? Che ruolo avevano le figure di Didone, di Penelope, di Calipso? Un grande scrittore contemporaneo, Andrea Camilleri, è riuscito a rielaborare questi scritti, rendendo all'interno delle sue opere la potenza dell'incanto che è ancora attuale. Lasciamoci ora trasportare dalle parole di Morena Deriu.
Sicuramente c'è una differenza tra i due poemi per quel che riguarda il ruolo delle figure femminili, e questo sicuramente è legato al tema dei due poemi. L'Iliade è una storia di guerra, l'Odissea racconta storie di viaggi. L'Iliade è una storia di guerra dove gli uomini combattono, ma non dimentichiamoci che sul campo di battaglia ci sono dei personaggi femminili. Si tratta di dee, ma le dee combattono. E poi ovviamente non dobbiamo dimenticarci che la guerra di Troia scoppia a casa di una donna, almeno per quel che riguarda racconta il poema, che è Elena, e che una donna ha un ruolo fondamentale anche nell'ira di Achille, e appunto la sottrazione di una schiava e tutto quello che ruota intorno alla sottrazione di questa schiava che scatena l'ira. D'altra parte le donne sono anche protagoniste, la stessa Elena parla dalle mura di Troia con Priamo, ma anche Andromaca parla dalle mura di Troia con Ettore, ed è una delle scene forse più toccanti dell'Iliade, dove questa madre, questa moglie chiede a Ettore di non andare in battaglia, di non scendere sul campo di battaglia, perché là morirà fondamentalmente, e Ettore sostanzialmente le dice: non sono affari tuoi, torna a quelle che sono le occupazioni femminili. E quello è un verso che c'è anche all'interno dell'Odissea. In teoria le occupazioni femminili sono appunto la cura della casa, la tessitura e quant'altro, ma le donne anche nell'Odissea fanno anche altro, almeno le figure femminili, perché ci sono queste grandi figure che Odisseo incontra nei suoi viaggi: Circe, Nausicaa, Calipso, la stessa regina Arete, che è madre di Nausicaa, che ha un ruolo importante a Scheria, perché è la decisione di Arete di aiutare Odisseo nel rientro a casa che determina appunto il fatto che i Feaci lo aiutino. Sono appunto figure differenti tra loro sicuramente, ma anche in linea le une con le altre. Poi per quel che riguarda l'Odissea, noi pensiamo sempre a Penelope come la figura tipo, come la donna che sta lì ad aspettare Odisseo. Questo non è proprio così, ovviamente. Io eviterei di parlare di figure tipo per quanto riguarda ognuno di questi personaggi, perché sicuramente ognuna ha una propria fisionomia. Circe è la dea che decide di prendersi un umano come amante per un anno, e nel momento in cui l'umano Odisseo decide di andare via, Circe gli dice: ma sì, vai pure via, non ti voglio trattenere se non vuoi stare qua. Calipso è sempre una dea, ma ecco, si prende Odisseo come amante, ma è decisamente più restia a lasciarlo andare. Deve arrivare Hermes e dirle: Zeus ti ordina di lasciarlo andare. E tra l'altro Calipso vuole Odisseo come marito, cioè vuole istituzionalizzare in qualche modo il loro rapporto, cosa che a Circe non sembra passare proprio per la testa minimamente. E tutte queste figure dialogano tra loro, ma dialogano anche con la figura stessa di Penelope, per quello che non userei la definizione di figure tipo, perché appunto si tratta di una serie di figure che sono collegate come da dei fili, e sono questi fili che le rendono affascinanti agli occhi di Odisseo. Diversamente Odisseo non si fermerebbe per un anno intero da Circe, sono i compagni a ricordargli: oh guarda, abbiamo una casa, dovresti tornare indietro. Non resterebbe 7 anni da Calipso, anche se lì è vero che Calipso lo tiene prigioniero. Per essere affascinato da queste donne ci deve essere qualcosa che richiama da queste figure femminili, ci deve essere qualcosa che richiama la figura di Penelope. Penelope, sì, è vero, la tradizione, forse anche la cultura mainstream la percepisce come la donna fedele che sta a casa per 20 anni attendendo questo marito e tessendo la tela. In realtà sta tessendo il sudario di Laerte. Lo tesse per poco tempo, perché questo inganno non dura tanto a lungo. Viene scoperto perché ai pretendenti viene svelato l'inganno da parte di Ancelle. Ecco, queste sono altre figure femminili presenti all'interno dell'Odissea, che forse vengono anche un po' trascurate, perché appunto si tratta di livelli sociali più bassi, ma in realtà hanno un ruolo molto interessante, no? E forse rappresenta anche uno spiraglio di quella che era la vita non in una corte, perché non è una corte, ma in un centro di potere in epoca arcaica per la Grecia.
Sicuramente l'Odissea, l'Iliade hanno una forza enorme ancora oggi e questo è dimostrato anche dal fascino della ricezione di questi miti che questi miti esercitano su autori contemporanei. Penso a Camilleri, ma penso anche a un'autrice come Margaret Atwood che ha fatto delle ancelle dell'Odissea delle protagoniste nel canto di Penelope. Camilleri gioca in continuazione con quello scenario e dichiara esplicitamente che l'ipotesto è l'Odissea e lo dichiara perché utilizza dei versi greci, li riporta. In alcuni casi li dà sono presenti in traduzioni in nota, in altri casi c'è del greco e non è nemmeno tradotto. E questo è molto interessante, la scelta appunto di non inserire una traduzione di quello che era il vecchio testo o comunque di espressioni greche, perché dà un effetto straniante anche a chi legge. Maruzza Musumeci è direttamente collegata con l'Odissea perché la protagonista Maruzza è una sirena. Ecco, le sirene sono altri personaggi femminili che incontra Odisseo, ma a differenza delle antiche sirene che in realtà avevano un aspetto legato agli uccelli, ma una voce femminile estremamente seducente, Maruzza ha un aspetto di donna molto bella che eredita dalle vecchie sirene la capacità di sedurre. Qualcosa però delle vecchie sirene è rimasta anche per quel che riguarda l'aspetto degli uccelli, probabilmente. La bisnonna di Maruzza, Minnica, in una scena che è quella delle nozze, di queste nozze magiche tra appunto Maruzza e Ignazio Manisco, all'improvviso passa dallo stare a terra allo stare su un albero. Ignazio non si rende nemmeno conto di come questo succede ed è quasi un giocare, sembrerebbe un giocare da parte di Camilleri con il vecchio immaginario degli uccelli associati alle sirene. Ignazio è una persona normalissima, potremmo dire un contadino come tanti, che si trova ad avere a che fare con questa donna, una donna bellissima, ma in più è una donna mitica, è una sirena affascinante per la voce, ma anche una sirena estremamente pericolosa. Non è pericolosa per Ignazio in nessun modo, ma è pericolosa per gli eredi del vecchio Ulisse. Termina così la prima tappa di questo nostro viaggio sulle acque del Mediterraneo. È stato un percorso lungo, intenso, a tratti anche pericoloso, ma comunque ricco di stimoli. Riponiamo i remi dunque, attracchiamo e riposiamo un attimo, nell'attesa di onde che ci conducano verso nuovi orizzonti. Bello lo munnu e benedetto con l'uffici, e con l'uffici lo seppi ben fari. Fici lo soli con lo cerchio tondo, fici la luna a crescere e mancare. Fici lo vento che ti dà una voce, fici lo sono che ti dà una pace. Fici lo mare che non si trova a fondo, fici la barca per lo navigare. Accompagnami in sto viaggio verso Itaca, hai bisogno di tutto ciato cammino treca, come un arbiro, ranni senza più la radica, tutto cantuca, mi guarisce e mi consola.
Anni senza più la radica, luto cantuca, mi guarisce e mi consola.